La rassegna teatrale di Pirandello, oggi qui a Racalmuto, una delle tappe previste nel cronoprogramma. Oggi inizia in verità proprio il Festival Pirandelliano, perché abbiamo fatto un'anteprima particolare all'Anfiteatro di Menfi. Siamo contenti in questo bellissimo teatro all'italiana, nella città di Leonardo Sciascia, con un testo che è un evergreen ed è un cavallo di battaglia sia di Michele Placido da un punto di vista recitativo che mio da un punto di vista produttivo, visto che la nostra avventura teatrale iniziò tanti anni fa, la settimana pirandelliana, proprio con questo spettacolo. Passato del tempo abbiamo tutti qualche capello bianco in più, però l'entusiasmo e il piacere di stare all'interno di questa pièce sono sicuramente dei fatti interessanti. Hai abbinato anche 2 premi di prestigio? Sì, abbiamo ripristinato dopo tanto tempo il premio Caos che si faceva la settimana pirandelliana, unitamente al premio Pippo Montalbano, essendo Pippo inscindibile dalla settimana pirandelliana. Ecco, diciamo i premi Caos. Premi Caos abbiamo il Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, sarà con noi qui la Presidente e Nino Lauretta, il figlio del compianto Enzo, fondatore del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani. Poi mio padre, Nino Bellomo, perché ce lo teniamo bello stretto, ha fatto con Michele Placido tante rappresentazioni di questo spettacolo nel ruolo dell'avventore, quindi ci è sembrato il giusto riconoscimento, e ovviamente Michele Placido. Ecco, l'esperienza del Racalmuto è positiva, considerando anche il sold out che stiamo vedendo? C'è il rammarico perché sapendolo prima avremmo potuto fare almeno 2 date, purtroppo questa cosa invece probabilmente si pensava che non avesse questo tipo di riscontro, ma siamo molto contenti perché quando si vede tanta gente affluire a teatro è sicuramente un fatto positivo. E poi con Michele Placido. Michele Placido forever. Michele Placido, parliamo di questi riconoscimenti che hai avuto qui a Racalmuto, 2 premi importanti dopo l'esibizione dell'Uomo il fiore in bocca. Certo, è stata una serata memorabile, non tanto per me nel senso dell'attore Placido, quanto ricordo di amici meravigliosi che mi hanno dato molto. Il premio Caos che ricorda Pippo Montalbano e ancora presente il centenario Nino Bellomo, mio maestro, compagno di viaggio, che è diventato attore professionista a 67 anni, quando è andato in pensione, è venuto con me in giro per 20 anni e mi ha dato molto. L'esordio del film su Pirandello. Beh, l'esordio è un film che presenteremo ad Agrigento. Sì, l'esordio nel senso che va al Festival di Roma, che inizia adesso la settimana prossima, ed è, spero e credo, uno dei fili di punta di questo festival, che presenteremo in anteprima in Sicilia, prima a Palermo e poi ad Agrigento. Sindaco, teatro sold out con i volti e le maschere di Pirandello, con Michele Placido, tra l'altro la consegna di 2 premi prestigiosi come il Caos e quello dedicato a Montalbano. Sì, una serata straordinaria, riapre alla grande il Regina Margherita, dopo dei momenti per la verità interessanti sotto la direzione artistica di Camilleri e di Fabrizio Catalano. C'erano state delle luci e delle ombre per il Teatro Regina Margherita. Adesso si riparte alla grande, si riparte con una meravigliosa serata sotto la direzione artistica di Francesco Bellomo per l'organizzazione di questo straordinario atto unico di Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca. E poi, come dicevi tu, questi 2 straordinari premi, il Caos e il premio Montalbano, che sono arrivati alla 15ª edizione, e siamo particolarmente lieti ed onorati di avere qui a Racalmuto la cerimonia per la presentazione e il conferimento di questi premi. Ci saranno altri momenti teatrali? Assolutamente sì, avremo il 26 Pippo Pattavina con Pensa Giacomina, ancora Pirandello, poi avremo delle altre rappresentazioni molto belle, Todomodo, La scomparsa Majorana, con la regia di Fabrizio Catalano. Insomma, per il Teatro Regina Margherita si prospetta una bellissima stagione. Caterina Montalbano, che emozione, che effetto si prova questa sera portare in scena il premio Montalbano al Teatro Regina Margherita di Racalmuto?
Sono contentissima, sono felice, sono onorata perché è giusto che il premio vada girando anche nella provincia di Agrigento, perché Agrigento è anche la sua provincia meravigliosa, questo teatro in cui mio padre è stato tante volte. Questa serata in particolare con Michele Placido, organizzata da Francesco Bellomo, questo festival pirandelliano che prelude al ritorno della settimana pirandelliana, tanti ospiti, tanti amici, cos'altro dire, sono contenta, chissà se lo, spero che lo sia anche lui. Ricordiamo i premiati, Caterina. Sì, allora i premiati quest'anno saranno Salvatore Indelicato per la prosa saggistica, Gabriella Cucchiara come imprenditrice, Silvio Benedetto regista e scultore e pittore e Michele Placido regista, attore e vecchio amico di famiglia. Parliamo di questa esperienza come presentatrice, ma tu sei anche attrice qui al Regina Margherita, dove si uniscono e si consegneranno anche due premi famosi, uno dedicato a Montalbano e l'altro Caos. Sì, buonasera, esattamente. Io sono qui stasera in veste di presentatrice all'interno della settimana del Festival Pirandelliano. Consegniamo questi premi molto prestigiosi, il premio Montalbano e il premio Caos, all'interno di questa cornice meravigliosa. Questo teatro Regina Margherita è uno dei più belli d'Italia, quindi veramente dovete andarne fieri ed orgogliosi e io sono molto contenta di essere qui questa sera, una grande emozione.